il ruolo dell'ULSS è quello sicuramente da fare da ponte tra quelle che sono le conoscenze, le esigenze di persone che sono comunque diversamente abili, che hanno quindi talenti diversi, e di farsi tramite rispetto a quelle che sono le opportunità che una società normale o cosiddetta normale offre, quale questa della camminata per andare al santuario. È ovvio che noi ci prendiamo carico di segnalare, di dare queste informazioni e anche di sviluppare attività. Nel caso specifico le persone arriveranno, se hanno delle limitazioni, direttamente a livello del santuario, e poi lì invece saranno accompagnate proprio nella sede dove ci sarà il momento di condivisione. La cosa importante è proprio questa: cercare di mettere persone con talenti diversi, diversamente abili, in tutta una serie di attività che noi stiamo sviluppando come azienda ULSS grazie al sociale, per poter far vedere che diritti e doveri sono di fatto opportunità uguali per tutti, anche se giocate in modo diverso. Penso che tutte le prime volte sono solo una prima esperienza per poter poi evolverla, quindi credo che certamente sarà un'esperienza positiva sia proprio nell'evoluzione, ma anche nei rapporti di sinergia che ci sono tra Federalberghi, il territorio, la stessa azienda ULSS, le persone che parteciperanno, i volontari che in loco interverranno, per poter far sì che l'anno prossimo aumenti ancora di più l'offerta di inclusione in modo sempre più evoluto e sempre diverso.